Buongiorno Flavio Furian, Buongiorno. oggi è in punizione perché allora tua moglie ti ha mandato a... Non so, perché non apprezza la mia pizza a due gusti, mica ho inventato questa cosa, la pizza bigusto. Di gusto, e perché non gli piaceva i due gusti? Non lo so, perché se questa mia idea nuova, innovativa del pizza si è bruciato fuori crudo dentro. Buona! Siamo qua con Caterina. Sì, alla quale che insegnerò un paio di segreti, insomma, 2 o 3 robette. Come Proveremo a consistente? fare la pizza veramente artigianale napoletana, fatta soprattutto con farine artigianali, classica e molto facile, che è la 4 stagioni, no? 4 stagioni. Perché si dice stendere la pizza? Perché bisogna tirare che pugnazzi. Perché è vero. stendere nel gergo pugilistico, quando te stendi uno, sei un KO. Quindi pugni fino a quando non l'hai sempre In realtà stesa. la pizza va stesa con delicatezza, infatti si diceva che era quasi come Con toccare delicatezza. una donna. Sì, Quindi proprio sì, noi che diciamo Cassius Clay, dai che con delicatezza. Sì. un impasto impasto. fatto appunto con farine artigianali, con basso contenuto di glutine, quindi non viene aggiunta manitoba all'impasto. Si stende così, prima con i polpastrelli, poi si elimina l'eccesso di farina, onde evitare che la pizza farina, Cermecca. State vedo. si secchi troppo nel forno, e si comincia la Guarda. stesura a schiaffo. Stesura a A schiaffo. schiaffo, Mio a schiaffo, schiaffo. fatta in questa maniera qua. Perché la sua c'è che ha slargato? Andiamo a vedere. Vediamo la pizza di Flavio È Furian. una mignon, è per i bambini questa qua. Mi faccio fatta apposta, tra l'altro. Da questa parte si è più gonfia. Delicatezza che ha detto. Delicatezza, come? Scusa, è dolcissima. Come toccare una donna, piano piano. Cerca di fare questa roba senza essere volgare. Sei difficilissimo. Un po' troppa farina però. bisogna poi- Via, farina! Farina. Vattene! Dopo se è il colpo finale che c'è così, no? No. Siccome facciamo una 4 stagioni, tagliamo un pezzettino dal bordo per recuperare le 2 striscette di pasta che ci serviranno per fare la divisione in 4. Esatto. Così, vedi? Una, qua. La 4 stagioni andava proprio fatta. Voglio Così. voglio dire al giudice che io non ho l'attrezzo per tagliare. Ecco. Siccome la pizza mi è venuta più piccola, e siccome che diciamoci la verità, non esistono più le mezze stagioni, io faccio le 2 stagioni, così la taglio così, ecco. Una pizza alle mezze stagioni. Una pizza alle 2 stagioni, perché non esistono più le mezze stagioni. Ok. Qua hai usato Sembra una scena troppa del crimine, posso dire. Ecco, ha usato troppa delicatezza adesso, perché non riesce neanche a tagliare No, la striscetta. Questa leggenda della Manitoba che si utilizza per le pizze, perché Sì, negli ultimi 20 anni è andato tanto in voga questo discorso della Manitoba e di aggiungere Manitoba agli impasti. E In realtà noi non la usiamo perché usiamo farine artigianali biologiche che non hanno aggiunte di Manitoba, per cui hanno un basso contenuto di glutine che rende comunque la pizza più digeribile, e quindi anche chi ha problemi insomma di intolleranza è comunque appunto ben tollerata, no? E l'aggiunta di Manitoba allunga di molto i tempi di lievitazione. In realtà le farine artigianali, se hanno bassi contenuti di glutine, hanno dei tempi di lievitazione ridotti, per cui già dopo 8 ore si può ottenere un ottimo impasto lievitato e digeribile. quella cosa che la Manitoba è più facile da manipolare. Sì, quindi è più facile fare la perché pizza l'impasto è bene. molto elastico e quindi non si rompe, Ah. può essere manipolato. E la da vendono chiunque, nei supermercati? anche certo, la Vado. vendono, sì. La Chiedo. vendono. Perché questi sono tutti grani coltivati in Italia. E ogni grano ha la sua forza, no? Che viene espressa con il V-doppio, no? Questa nostra farina è una V230, per cui proprio il minimo che si può usare per le pizze, che poi si può arrivare a farine di forza maggiore fino ad arrivare a V400, anche V500, però per la pizza non è indicato perché va benissimo una farina debole. Scusa, ma è lievito alla fine? Sì, Come- questo impasto è fatto con il lievito di birra, ovviamente si usano piccolissime quantità di lievito, noi usiamo l'1% su un litro d'acqua, quindi alla fine l'impasto, questo perché non va a distruggere tutta la parte buona della farina, che sono tutta la parte batterica, no? Quindi più il lievito si mette, più si va a distruggere quello che c'è di buono all'interno delle farine, allora bisogna anche, si accelera così la lievitazione, ma con farine così basta usare veramente pochissimo lievito per ottenere un ottimo risultato e farlo lievitare 8 ore.
Ah, quindi non mettere No, Manitoba ma no. e lievito per Lievito, porco per esatto, farla di esatto. lievito per Pochissima porco non quantità va. di Ah, lievito. amico, ho visto una pizzeria che si chiama il lievito del porco. Ah sì? Una pizzeria di un caro amico che si chiama il lievito del porco.